Nei giorni scorsi i finanzieri del nucleo mobile della compagnia di Tarquinia, nell'ambito del dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto dei traffici illeciti, hanno effettuato un controllo di polizia nei confronti di un soggetto residente a Tarquinia fermato a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata e noto alle forze di polizia in quanto gravato da numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti. L'atteggiamento nervoso tenuto nel corso del controllo ha indotto i militari e l'unità cinofila intervenuta in aiuto del gruppo di Civitavecchia ad estendere le attività di perquisizione anche nell'appartamento e dai locali a disposizione del soggetto controllato. Durante le operazioni, anche grazie al fiuto infallibile del cane pastore Frida, i finanzieri di Tarquinia hanno ritrovato nell'abitazione del controllato una dose di cocaina pari a 0,8 grammi, un bilancino elettronico di precisione, sacchetti di cellophane per il confezionamento delle dosi, una macchinetta elettrica conta banconote, uno smartphone utilizzato per le comunicazioni riservate ed una ingente somma di denaro conservata sottovuoto in mazzette di piccolo taglio, presunto provento dell'attività illecita di spaccio. L'operazione è terminata con la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Civitavecchia del soggetto sottoposto a controllo, con il sequestro della somma contante per oltre 157.000 euro già depositata a favore del Fondo Unico di Giustizia, ovvero dello Stato, della sostanza stupefacente, del materiale per il confezionamento e di quant'altro rinvenuto nel corso delle operazioni ritenuto utile ai fini delle indagini.